Arranca il partito, siamo nei playoff. Buon pomeriggio da Rovereto. Parafrasando Federico Garcia Lorca, le Cinco della Tardas scendono nell'arena Pantere e Fenici per il match di andata del primo turno dei playoff che portano verso la Serie A. Andiamo subito a vedere le formazioni che scendono in campo agli ordini degli arbitri. Mella di Roma 1 e Pagano di Catania, con Kirvasuta di Monza come cronometrista. La formazione dell'Olimpia Rovereto schiera col numero 16 e col numero 13 i portieri Ceschini e Veronesi, poi 4 Festini, 5 Bursi, 6 Tiago, 8 Gastaldello, 9 Frisenna, 10 Raffigna, 14 Bazzanella, 23 Cristel, 28 Simoncelli, 67 Vivian. Il maestro Fenice in completo bianco con risvolti arancioni schiera con il numero 1 e il numero 2 i portieri Diodoardo e Yogubian, poi col 4 Bordignon, 6 Vailati, 7 Pires, 8 Ruzzene, 9 Maltauro, 11 Crescenzo, 14 Moscoso, 17 Bui, 21 Bebetigno, 22 Origi. I tecnici Giuseppe Saiani per la formazione di casa, Luca Mastro Giovanni per la formazione ospite. Proseguiamo con Gastaldello, Raffigna e Frisenna a completare il quintetto iniziale. Raffigna mette il pallone verso Gastaldello, attaccato, tocco all'indietro. C'è anche Gonzalo Pires che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione! Il tiro di Vailati sul palo. Respinto da Ceschini, palla che arriva proprio a Pires che dopo 1 minuto e 29 porta in vantaggio il Mestre Fenice. Questa rete che ha trovato un po' disattenta la difesa della formazione di casa, lasciato un po' troppo libero Pires davanti alla porta. In vantaggio la formazione della Mestre Fenice con la rete di Pires che va ancora vicino con questo tentativo al volo. Pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Raffigna, Raffigna di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce di poco, il numero 6, palla che arriva larga a Raffigna, poi Tiago che ci prova, palla che termina 1 metro forse meno lontano dalla porta di Diodoardo. C'è Bazzanella in avanti, Tiago largo, poi viene premiato Cristel sulla destra. Cristel attaccato, torna indietro, Raffigna il tocco, poi Tiago, Bazzanella, prova di tacco, Diodoardo però non si fa sorprendere nel big match col Mantova. Attenzione a Raffigna che trova Cristel dalla parte opposta, Diodoardo è alto e mette le mani. Gastaldello sempre a duello con Ruzzene, finisce giù Gastaldello, l'arbitro però non interviene, attenzione al contropiede, non ci arriva Bordignon, si scontrano Bordignon e Ceschini, attaccato da Bui. Bazzanella riesce a trovare Vivian, Vivian largo ancora per Bazzanella, Bazzanella Vivian! Grande contropiede dell'Olimpia, 13-27 lo scambio fra Vivian e Bazzanella. E c'è il pareggio dell'Olimpia Rovereto grazie al gol del numero 67 dopo l'ottimo scambio con Bazzanella. Palla che torna a Tiago, poi Gastaldello. Gastaldello ancora per Tiago che prova col destro, palla che esce e Vailati, ancora Bui. Il sinistro di Bui, Ceschini si accartoccia sul pallone. Sulla fascia sinistra lo controlla Maltauro, scambia su Bazzanella che prova la girata al volo. La finta di Gastaldello che va via sulla sinistra, deve a Diodoardo. Preferisce rimessa laterale, decide Raffigna di congelare il pallone perché si chiude il primo tempo, suena la bossina al termine dei primi 20 minuti. Col punteggio di 1-1 il gol di Gonzalo Pires dopo 1 minuto e 29, il pareggio di Vivian a 13-27. Si sta per ripartire, pronto il fischio in bocca per l'arbitro Mella, buon divertimento anche per questo secondo tempo. Si prosegue con Cristel le finte, cerca Bazzanella che da 2 metri alza sopra la traversa. Bebetigno che dà di nuovo la palla al proprio numero 6, poi intercettamento verso Pires
che riceve da Crescenzo e ancora una volta prima dei 2 minuti è ancora lui a riportare avanti il Mestre Fenice. Bazzanella che attende i compagni, poi serve Rafinha, di nuovo per Bazzanella, ci prova col sinistro, Diodoardo devia in calcio d'angolo, poi va in aiutarlo Christel, Pires gli soffia la palla, attenzione al contropiede con Bui che serve sulla sinistra, ancora una volta Pires, questa volta non inquadra la porta. Bui in mezzo, intercetta Rafinha, attaccato da Bordignon, Rafinha largo, Thiago col destro, palla però controllata senza problemi da Diodoardo, riparte Bui, il tocco in parallela per Ruzzene, la palla che termina fuori, c'è Rafinha che manda subito il pallone dalla parte opposta a Thiago, entrato in campo Maltauro, la respinta di Diodoardo, Rafinha che prova ad andarsene, chiuso però da Ruzzene, ancora Rafinha, non lo molla Ruzzene, gli ruba palla Ruzzene, va via in contropiede il numero 8, uscita di Ceschini e Ruzzene che la mette in rete a 7,58, allunga il passo il Mestre Fenice con l'ottima azione del loro giovane numero 8 che è stato bravo a rubar palla a Rafinha e poi insaccare sull'uscita di Ceschini. Castaldello largo per Vivian, attenzione a Vivian, respinge Castaldello, poi il sinistro finisce sul fondo, attenzione a Maltauro, palla poi Castaldello, palla che rimane lì, anticipato Vivian, ancora Maltauro, salta Ceschini e mette il 4-1 proprio a metà della ripresa. Time out richiesto da Sajani, Castaldello cerca Bazzanella, Bazzanella si gira, lo devia Diodoardo e dice di no, tentativo di Bazzanella, attenzione ora Christel, però trova ancora la chiusura di Diodoardo che era ben piazzato, Mella che è pronto a fischiare, Rafinha tocca per Vivian, Vivian si prepara, poi addirittura Bazzanella che respinge il pallone. Vediamo infatti la rincorsa, il sinistro di Bui che non va tanto distante dalla porta. Tocco all'indietro per Rafinha, attenzione a Rafinha, fa soffiare il pallone da Bui, ancora Rafinha, Bui lo salta e mette la palla sotto le gambe di Ceschini per il 5-1. Poi Moscoso, Ruzzene, lo scambio. Va via ancora in velocità, palla larga, ancora il gol di Ruzzene dopo lo scambio con Bebetigno. 14-04, diluvia sull'Olimpia Rovereto. Fallo laterale per la rimessa dell'Olimpia, subito Thiago e Simoncelli insacca dal centro area con il secondo gol dell'Olimpia a 14:44. 6-2 il punteggio, Olimpia prova a rialzare la testa, Crescenzo e Castaldello dietro per Christel, quindi Thiago, numero di Thiago ancora e poi Diodoardo dice di no. Castaldello si accentra, prova Castaldello col destro, ancora Diodoardo che viene chiamato in causa in questo frangente di tempo, in cassaforte il match, palla intanto deviata da un difensore sul palo, poi Frisenna che prova la ribattuta, manda però alto davanti alla porta, intanto Castaldello, il tiro ancora di Diodoardo 2 volte. Non fa breccia l'Olimpia, molto attento Diodoardo, serve Thiago, pubblico che incita la propria squadra, poi Thiago è solo l'esterno della rete, dopo aver saltato l'avversario non è riuscito a inquadrare la porta. Dello affonda, palla che arriva a Bursi, Bursi col sinistro, Diodoardo mette in calcio d'angolo, 8 secondi. Termina il match fra l'Olimpia Rovereto e il Mestre Fenice con la vittoria della formazione ospite per 6-2 che nella ripresa ha allungato il passo fra il
l'ottavo e il 15° minuto, con 4 gol che hanno annichilito la forza dell'Olimpia Rovereto. Probabilmente ultima telecronaca di questa stagione, ci risentiremo alla prossima e grazie per averci seguito in questa lunga e bellissima stagione con l'Olimpia Rovereto.